I vicini qui mi dicevano che i carabinieri son venuti, non si possono contare quante volte, tante volte. E allora dicevano prima o dopo succede qualcosa, perché era pazzo. Lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto rianimazione del Cafoncello l'anziano 84enne scaraventato una settimana fa dal balcone di casa dal figlio 53enne in via degli Alpini a Mogliano. Sul selciato i segni del dramma ancora tutti visibili, una situazione che si è consumata all'interno di un quadro familiare complesso. Il figlio, affetto da problemi psichiatrici riconosciuti certificati da anni, avrebbe, al culmine di una lite legata per motivi economici, preso a pugni il padre, che sarebbe poi precipitato all'indietro cadendo dal terrazzino di casa e riportando un gravissimo trauma cranico. Proprio l'aggressore avrebbe poi chiamato il 118 per i soccorsi. Una situazione, dicono i vicini, conosciuta da tutti nel quartiere e che sarebbe potuta esplodere da un momento all'altro, anche perché il figlio si era dimostrato particolarmente violento ed aggressivo in più circostanze. Io qualunque ora passavo, potevo passare di qua, erano sempre che discutevano. In estate erano fuori, addirittura fuori qui. Quando mia figlia veniva a trovarmi, anche lei un giorno ha fatto per parcheggiare e ha sentito lui che diceva: e qui tutti parcheggiano, io rompo le macchine, io li ammazzo, disastro. Mia figlia ha preso paura e ha parcheggiato da un'altra parte. Lo curavano, ma dopo bisogna vedere se lui a casa prendeva i medicinali. Mentre il genitore lotta in rianimazione, il figlio resta ricoverato in psichiatria con un divieto di avvicinamento al padre e all'abitazione. Ora spetterà al giudice stabilire se l'aggressore era capace di intendere e di volere al momento del fatto.